Buongiorno, bentrovati e bentrovate, prima edizione in questo mercoledì 26 giugno, dunque come sempre la cronaca dalle 12 in punto fino alle 13:30 saremo insieme per raccontare le notizie da tutto il territorio. Il maltempo è il principale argomento di oggi perché non dà tregua sul Veneto il maltempo nonostante l'allerta gialla, tantissimi disagi soprattutto a Castelfranco dove vedo già collegato il nostro Cristian Arboite, Sonda Lavenale, tantissimi disagi, è in un condominio, vedo. Cristian, com'è la situazione in questo momento? Buongiorno Edi, buongiorno da parte anche di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Non potevamo non iniziare il nostro viaggio dal Veneto colpito dal maltempo, da Castelfranco Veneto, città finita nuovamente sott'acqua. È la seconda volta in un mese e mezzo o poco meno. Questo è uno degli effetti. Partiamo dalla Castelfranco, diciamo così, sotterranea, dai magazzini, dai garage. Sono un centinaio gli scantinati allagati secondo i dati della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Un centinaio gli interventi, oltre un centinaio gli interventi, le richieste di intervento nella notte, nella prima parte della giornata, in tutta la zona della Castellana, non solo qui nel centro di Castelfranco, siamo in via Romanina, poi risaliremo verso piazza Giorgione e via Regina Cornaro, ma appunto anche nei quartieri, soprattutto nel quartiere di Bella Venezia, che l'altra volta era rimasto sott'acqua, devastato, stavolta è andata addirittura peggio. Però cominciamo da questa immagine. Questi sono i vetri rotti dalla furia dell'acqua, dalla furia dell'Avenale. Siamo in un condominio, il condominio di via Romanina, qui con me c'è Andrea Querin che è l'amministratore delegato. È stata una notte, l'amministratore di condominio, è stata una notte da tregenda. Sì, sono notti impegnative. Siamo stati contattati da un condomino direttamente circa mezzanotte e il tempo di recuperare i mezzi per tutta la notte, nell'arco di un'ora eravamo qui e siamo stati fortunati che in un condominio qui vicino siamo riusciti a contenere dai 2 metri della precedente volta a 50 centimetri. Mentre in questo condominio? Assolutamente no, perché questo condominio ha delle bocche da lupo, come avete visto, che sono state sfondate e pertanto non è possibile trattenere l'acqua, non è assolutamente possibile, non è progettato per trattenere l'acqua. Ecco, risaliamo in superficie, Querin. Alberto, grazie infinite se puoi seguirci. Allora, l'acqua dove è arrivata questa notte? L'acqua è arrivata a questa quota, si vede ancora il segno. È arrivata a questa quota, quindi l'autorimessa è totalmente allagata, quindi non solo l'autorimessa come avete visto con 2 auto, ma anche tutti gli impianti, ascensori, infrastrutture, quadri elettrici, tutte le attività direzionali e commerciali sono senza energia elettrica da stamattina e vedremo se riusciamo a dargliela almeno per sera. Senta, lei dice che è mancato l'allarme, il preallarme, non siete stati preallertati? A noi serve un'ora e un quarto di preavviso. Con questo noi avremo contenuto del 90-95% le problematiche, tutto con risorse proprie, con artigiani di fiducia, ma noi abbiamo bisogno di almeno un'ora e mezza. Qua ci sono decine di migliaia di euro di danni. Qui sì, qui possiamo già stimare che tra ascensori e quant'altro tranquillamente saremo intorno ai 50.000 euro. Grazie. Più i beni propri. Grazie Querina, grazie davvero, ci rivediamo fra pochissimo. Allora con Alberto risaliamo in superficie che così Edi ti mostro il colpo d'occhio. Siamo a ridosso di piazza Giorgione in una via per l'appunto laterale. Questa è via Romanina, qui ci sono le operazioni in corso, un altro garage, un altro scantinato pesantemente colpito da questo lato della strada, quindi via Romanina, mentre lì in fondo c'è un'altra parte molto colpita che è quella
di via Regina Cornaro, ma se sei d'accordo lancerei, mentre raggiungiamo quella parte, lancerei la cronaca di questa nottata. L'ho definita prima da tregenda, è stata davvero una notte da tregenda, è andata molto peggio rispetto alla volta scorsa, il 16 di maggio, anche per questo c'è, te lo dico già, parecchia esasperazione da parte dei cittadini e dei residenti, ma facciamo il punto di questa nottata difficilissima. Io non so dove sta andando tutta sta acqua, ragazzi. C'è qua che c'è praticamente 50 cm d'acqua. Impressionante. Si è tappata la pompetta? Se beh, Venezia sotto acqua, sta acqua qua non so dove che va, perché l'unico punto che passa sta Taes è la Venale, quindi boh, non va veramente. Qua stradina nostra c'è un piccolo fiume in piena che scorre Questa è via Romanina. Allora, hai visto questa la nottata, interventi in corso da parte dei vigili del fuoco anche in questo scantinato, siamo in via Regina Cornaro. La Venale, lo dico per chi è a casa, si trova qui a 30 metri, adesso non fa più paura, le acque sono un po' torbide ma è ritornato appunto nella normalità, se così possiamo definirla. Vedi i sacchi di sabbia, li vedete, dall'altra parte della strada c'è anche l'Ipsia, i ragazzi stanno sostenendo gli esami di maturità, l'orale, la polizia locale ha in questo momento anche isolato l'area, quindi in questa parte di Castelfranco non si può passare, quindi ci sono anche dei disagi alla circolazione. Dicevamo, tante le vie che questa volta sono state colpite, tante le attività commerciali. Partiamo da questa ortopedia sanitaria. Qui ad attenderci c'è il signor Daniele. Il signor Daniele, eccolo qua. Daniele, buongiorno, siamo in diretta su Antenna 3. Può raggiungerci, anzi lo raggiungiamo noi un attimo, se per caso sta lavorando, chiaramente il signor Daniele. Allora, come puoi vedere, ecco, sono in corso le operazioni di pulizia perché tutti si sono subito rimboccati le maniche, lei compreso, però insomma certo. È stata veramente una notte. Una notte infernale, perché sono arrivato qua a 9:30 e l'acqua era già arrivata. La settimana scorsa avevano portato via anche i sacchi di sabbia, avevo detto lasciateli qua che non si sa mai. No, non piove più quella. Ma chi è che li ha portati via? La protezione civile, naturalmente. Se ce li lasciava qua almeno, per quello che riguarda me, facevo a tempo a chiudermi la porta. Dopo, ora che sono arrivati qui i sacchi e tutto, dopo un paio d'ore, sono anche attivati la protezione civile, per carità, ma sono arrivati dopo 2 ore, ma l'acqua ormai era entrata dappertutto. Sono arrivati troppo tardi, secondo me? Beh, ormai l'acqua era dentro i negozi, quindi è tardi per forza, insomma, non sono arrivati prima quei sacchi.
Senta, è la seconda volta, qui siete tutti esasperati. Molto esasperati, anzi non ho parole, guarda, se dico quello che ho dentro mi devi chiudere la comunicazione, perché veramente esasperati, anche perché questi danni qua non ce li rimborserà nessuno, le assicurazioni, se non fai una polizza specifica per l'alluvione o i terremoti, non ti rimborsano, se hai anche eventi atmosferici non è compreso l'alluvione, quindi. E i danni più grossi, nel caso mio, un po' di roba me l'hanno rovinata, si è fulminata qualche apparecchiatura elettrica, ho lavorato tutta stanotte, lavoreremo tutta oggi, 2 o 3 giorni che non si lavorerà perché la gente dopo non viene in negozio a comprare, quindi anche quello è un danno. E dopo dovrò scrostare tutte gli intonici, sanificare, perché purtroppo sono muri molto vecchi questi e l'acqua, oltre a quella che è entrata, l'acqua è filtrata dai garaggi a fianco e filtra per i muri. Quindi fra un mesetto avremo l'umidità che arriva qua con odore di muffa, eccetera. Quindi avevo speso 7.000 euro l'estate scorsa per pitturare e sistemare e dovrò rispenderli, insomma. Ecco. E questi sono danni tutti sul nostro groppone, purtroppo. Daniele, grazie infinite, davvero buon lavoro, grazie ancora. Usciamo da questa sanitaria. Alberto, allora il nostro viaggio chiaramente Edi proseguirà, ti richiederò la linea nel corso di questa prima edizione. Non c'è nessuno, lo dico già, non c'è nessun negozio risparmiato in questa parte di Castelfranco Veneto, nessun locale, c'è veramente esasperazione. Questa sera sentirete anche altre testimonianze, chiaramente stanno operando i vigili del fuoco, la protezione civile. Salve, buongiorno. Questa è la zona anche dell'albergo Moretto, particolarmente colpita il 16 maggio scorso. Vedete, si corre ai ripari, pulendo, vedi appunto scope, badili, mocio e quant'altro, per ritornare alla normalità, ma c'è da chiedersi di che normalità stiamo parlando. Questa è la zona dell'albergo Moretto, puoi vedere già dagli esterni che la situazione è stata critica anche stavolta. Edi, per il momento con Alberto Pivetta ti restituisco la linea, ci aggiorniamo nel corso di questa edizione. Grazie Cristian e grazie anche Alberto Pivetta, immagini eloquenti, quando vorrai siamo qui per restituirti la linea. Noi invece ci spostiamo ad Asolo, perché anche alcune vie della zona sud del territorio di Asolo sono in parte finite sott'acqua nella tarda serata di ieri per l'ennesima tracimazione dei canali a seguito dell'ennesimo forte temporale. Tra queste via Ca Falier della Sega, Ca Giuppioni, Ca Giustiniani e dei Molini. Anche qui l'amministrazione comunale ha allertato la popolazione chiedendo di prestare massima attenzione. Protezione civile, comunale, settori lavori pubblici e carabinieri hanno monitorato la situazione. E insomma, questa è la situazione critica. Ancora collegamenti tra pochissimo, continueremo a parlare di maltempo e continuiamo ora con invece Continuiamo invece a parlare di maltempo, perché ieri a Rovigo ci sono stati tantissimi danni e paura in tutto il Polesine per una tromba d'aria che ha colpito la parte nord della provincia. Rovigo è stata flagellata, un capannone con un negozio di tessuti ha avuto il tetto scoperchiato e ci sono stati danni per oltre 500.000 euro. Vediamo la ricostruzione dei fatti. Ha pianto, ma era qui lei, era qui? No, io non ero qui, però ero in vicinanza e sono arrivato subito dopo. Per fortuna non ci sono stati feriti, danni a persone, quindi. Però insomma, adesso distrutto il negozio. Oltre 100 le chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco per una tromba d'aria e una bomba d'acqua che hanno colpito il centro di Rovigo e la provincia. Una donna è rimasta leggermente ferita mentre si trovava all'interno del centro commerciale di Viale Porta Adige, uno dei luoghi più colpiti, oltre ad un negozio di tessuti nella stessa zona. Un capannone che ha avuto il tetto quasi completamente scoperchiato e i prodotti all'interno rovinati dall'acqua, per un primo bilancio di oltre 500.000 euro. Sono 10 secondi di terrore, il quarto del terrore, però più che altro l'acqua che ha distrutto tutto, tutti i tessuti anche.
quindi adesso questo era il tetto, guardate, questo era il tetto, qui era il tetto, parte del tetto. Adesso è il momento del pianto e poi vediamo, da buoni veneti ci facciamo sulle maniche. Nel centro commerciale tanta paura, intervento dei vigili del fuoco e della polizia, danni al tetto del bar interno e clienti che hanno trovato le auto gravemente danneggiate, come racconta il direttore Nichi Deda. Abbiamo sentito un boato, abbiamo visto pezzi di alberi, macchine distrutte. Dopo mi sono reso conto che era una tromba d'aria guardando verso sinistra, diciamo verso Stanghella, che si stava spostando verso di là e niente, tanta paura. E tutto in poco tempo, tra l'altro. Tutto sì, in 30 secondi sarà stato. Una roba mai vista. Tanta paura, sì, perché ero dentro in galleria perché faccio servizio di portierato, ho visto gente che entravano tutti da parte del bar. Dopodiché siamo usciti a vedere una cosa mai vista, macchine, adesso voi non vedete niente qua, ma le macchine distrutte tutte, addirittura una collega 3 giorni che ha la macchina nuova distrutta. Richieste di soccorso sono arrivate anche per allagamenti, tetti scoperchiati, alberi pericolanti, danni d'acqua, principalmente colpita a Rovigo e i comuni di Lendinara e Lusia. Squadre di vigili del fuoco di rinforzo sono arrivate anche dalle province limitrofe, coordinate con prefettura e protezione civile. Ed è stata la prima emergenza per la neoeletta sindaca di Rovigo. Dalla regione è stato aperto lo stato di calamità. Eletta da poche ore, la sindaca di Rovigo si è trovata ad affrontare già una prima emergenza, la tromba d'aria che ha messo in ginocchio ampie zone della città. Numerosi sopralluoghi effettuati con i vigili del fuoco, incontrando i cittadini. Penso che sia un dovere di fronte a dei problemi essere presente, dopo è chiaro che questi non si possono arginare, però la solidarietà penso sia la prima cosa. Situazione difficile anche in centro storico, nel capoluogo polesano, dove molte strade sono rimaste allagate per buona parte della giornata. I sottopassi di via Amendola e via Forlanini chiusi e piante e alberi sono caduti. In viale Regina Margherita, ad esempio, è stato sfondato il cofano di una macchina. Ci sarà un problema di pulizia sicuramente dei tombini da fare, questa è mi chiedevano oggi qual è la priorità. Abbiamo guardato fuori dalla finestra e abbiamo capito qual è una delle priorità, è sicuramente questa. Penso che dopo il cielo non si può fermare, ma i tombini si possono sicuramente in qualche modo pulire. Dopo la proclamazione, che renderà ufficiale la sua carica, scatterà anche la possibile richiesta di calamità. Finché non c'è la proclamazione sono una prima cittadina fino ad un certo punto, però sicuramente sarà entro sera sentirò sicuramente il Presidente Zaia. E facciamo un salto a vedere le aperture dei giornali del nord-est. Il Corriere del Veneto apre infatti con il maltempo, una donna ferita per la tromba d'aria a Castelfranco allagata, come ci raccontava il nostro Christian Arboit, frane sull'altopiano, il maltempo, il labirinto dei risarcimenti, la testimonianza dell'intervistato di Christian, danni, prezzi stellari per le assicurazioni, ancora l'esperto che dice passiamo da un estremo all'altro e stupisce la frequenza di questi tornado, come abbiamo visto a Rovigo, mentre il Gazzettino dà notizia di un fulmine sulla linea elettrica della ferrovia Conegliano, caos, treni e ritardi, rabbia dei pendolari perché non c'è il bus sostitutivo. Noi daremo contezza di queste notizie nei telegiornali della sera, mentre vedo già collegata da Marostica Monica Smiderle insieme ad Andrea Benetti, perché il maltempo anche lì non ha dato pace ai residenti, ai cittadini, frane, allagamenti, la situazione è ancora critica. Monica, buongiorno, com'è ora la situazione? Sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Adesso l'acqua si è ritirata, ma ieri sera c'era un vero e proprio torrente qui in questa strada a Marostica che è stata nuovamente martoriata dal maltempo, frane in collina, ma soprattutto una rete di scolo che ieri sera, a causa dell'abbondanza delle piogge, è andata in pressione, quindi la forza dell'acqua è riuscita a sollevare i
tombini e di fatto la rete di scolo ha scaricato sulla strada diversi quartieri allagati, ma ci sono ancora altri problemi in collina. Sono già decine le frane che si sono verificate nell'ultimo mese, ma insomma siamo con il sindaco Matteo Mozzo. Insomma, la situazione è nuovamente critica. Sì, buongiorno. Di fatto ormai siamo in un'emergenza continua e costante, non abbiamo mai smesso di operare, stiamo ancora lavorando in somma urgenza da ormai le frane di un mese fa, siamo arrivati a 53 a lunedì. In questo momento non sono ancora andato a vederle, ma ne abbiamo già altre almeno 4 di segnalate, non so ancora se in area pubblica o area privata. In questo momento solo per le aree collinari siamo arrivati a 5 milioni e 400 mila euro di danni come stima per i ripristini, e quindi far tornare a una situazione di completa sicurezza come era prima dell'evento atmosferico. Abbiamo numerosi problemi dovuti a allagamenti nelle aree a sud del comune, alcuni noti, altri sono totalmente nuovi, come ad esempio nell'area di Marsan, dove sono esplose totalmente le tubazioni sotterranee, andando a sollevare anche il manto di asfalto di un intero incrocio prospiciente alla provinciale e che entra anche in provinciale. Adesso dovremo capire come andare a operare, e altre zone sono storiche per quanto riguarda l'allagamento da scarico delle acque superficiali. Senta, in pochi minuti sono caduti 80-90 millimetri d'acqua. Sì, poco meno di 100 di fatto, dopo dipende un po' dalle zone del comune, però gli impluvi ormai stanno scaricando questo dalle colline e abbiamo un problema che è un mese che continua a piovere un giorno sì, un giorno no, in modo anche abbastanza costante, con scarichi di almeno 20 mm d'acqua anche nelle giornate dove poi esce il sole, e questo fa sì che le colline non siano più in grado di assorbire o drenare, quindi è tutto scorrimento superficiale ormai, non esiste più l'assorbimento del terreno. Non solo le colline però, sindaco, perché abbiamo visto anche campi allagati. Ma tutti i campi sotto le colline ieri sera erano delle vere e proprie piscine. Abbiamo delle situazioni, ripeto, storiche, come ad esempio qui in via Gobbe, dove bisogna anche essere onesti e dirlo, le soluzioni proposte dal consorzio di bonifica erano state paventate oltre 15 anni fa, non si è mai voluto attuarle perché anche i residenti si sono messi contro, quindi è giusto anche capire che non sono soltanto i cambiamenti climatici il problema, ma anche la mentalità delle persone. Ma non c'è più tempo, sindaco, adesso bisogna intervenire. Non c'è più tempo, adesso bisogna intervenire, per cui col consorzio programmeremo tutti i lavori necessari per sistemare le opere. Naturalmente adesso con gli ingegneri faremo le verifiche, capiremo se sono necessarie le soluzioni dell'epoca o dovranno essere riadattate naturalmente alle precipitazioni attuali che stanno aumentando, capiremo che interventi andare a fare e a programmare sul territorio, perché non possiamo fare di certo tutto quanto in un mese o in un anno, è una questione importante, ma una volta avviata non si potrà più fermare. L'acqua ha sollevato anche l'asfalto, in alcuni punti del territorio ci sono delle strade chiuse. Sì, abbiamo via Scomazzoni a Marsan, nella frazione di Marsan, e in altre vie in questo momento abbiamo senso unico alternato, mentre in collina abbiamo ancora strade chiuse da frane. È uno stato di emergenza continuo, sindaco? Di fatto il COC si dovrebbe chiudere in 15 giorni secondo la normativa, per poi andare ad operare in maniera diciamo di normalità, anche se comunque dovuta a una somma urgenza. Noi non siamo mai riusciti a chiuderlo perché le frane, i movimenti franosi, le problematiche hanno continuato a riscontrarsi in modo costante tutti i giorni da ormai il 20 di maggio, circa 20-22 di maggio, non mi ricordo neanche più la data. Quindi COC di fatto aperto da più di un mese, i cittadini possono segnalarvi, insomma? I segnalini possono segnalare lavori pubblici, lo stanno ancora facendo, per le cose non gravi, giusto per segnalare, noi abbiamo anche le spazzatrici fuori stamattina che stanno pulendo tutto il territorio per la quinta volta, quindi ci tengo a precisarlo, le tombinature erano tutte pulite, lo si vede anche questa mattina che sono perfettamente in ordine in molti casi, in altri le foglie di ieri sera hanno ostruito e sono in fase di pulizia, ma gli scarichi sono puliti, letteralmente tutte quelle che sono le tubazioni sotterranee mandavano in senso contrario, proprio perché dal Longhella non si riusciva più a scaricare e per cui l'acqua tornava indietro. Questa dunque è la situazione a Marostica. Io ringrazio il sindaco Matteo Mozzo, lo lascio andare
andare perché è in continuo sopralluogo da praticamente ieri sera, quindi un grandissimo lavoro da parte del sindaco Matteo Mozzo e da parte dei tecnici del comune. Grazie sindaco, può andare, grazie. Deve aggiungere? Volevo ringraziare tutti gli operatori di protezione civile, del consorzio di bonifica e i vigili del fuoco che ieri sera e la personale di polizia municipale che ieri sera veramente hanno lavorato in modo importante sul nostro territorio e ormai da un mese siamo diventati famosi, ecco. Grazie. Bene, grazie anche a lei sindaco, la linea torna allo studio. Grazie Monica, grazie al sindaco e al tuo operatore. Noi da Marostica andiamo a Vicenza perché il quartiere Casale è ad alto rischio allagamenti e dopo le ultime piogge i cittadini temono di finire ancora sott'acqua e chiedono una migliore manutenzione dei fossi e della viabilità. Sul posto ha raccolto le voci dei cittadini Daniele Garbin e Simone Squarcina. Siamo nel quartiere Casale, un'area proprio a ridosso dei ponti di Debba. Con le piogge che ci sono state ieri sera i cittadini sono allarmati perché questa è una zona che notoriamente va sempre sott'acqua. In questo momento non ci siamo stati, ecco, però sono arrabbiati con loro la dirigente di Fratelli d'Italia Giulio Gennaro che si fa portavoce insomma delle preoccupazioni. Qual è la situazione? Allora la situazione è questa: ad oggi, nonostante sia stata fatta un'assemblea a fine marzo, le istanze dei cittadini e tutte le problematiche non sono state ascoltate. Le problematiche sono diverse, ovvero si parla di sfalcio dell'erba, ovvero ogni volta che si taglia l'erba tagliata viene gettata nei fossi, quindi andando ad ostruire quello che è proprio il flusso dell'acqua anche durante le piogge. Abbiamo visto proprio qualcuno anche delle barriere proprio per impedire che chi le ha messe proprio venisse a ostruire le tubazioni. Esatto, in parole povere mettono delle barriere ma neanche sul fosso perché l'erba se entra nel tubo fa ostruzione e ancora peggio, quindi in parole povere i cittadini si fanno un fai da te per evitare il problema, non per evitare il problema in parole povere. L'autorità non è il consorzio di bonifica, è proprio il comune, in questo caso per la manutenzione. Voi avete fatto appunto richieste precise? Sì, abbiamo mandato le foto, tutto come c'era stato detto dal sindaco, mandatemi le foto che sistemeremo appunto perché è una zona, c'è comunque una fontana pubblica, così però nel giro di 3 mesi la situazione è sempre la stessa. Guardiamo le piogge con preoccupazione anche perché ho mio fratello che sta nella parte bassa del paese, ogni pioggia resti sveglio anche di notte perché se ha bisogno ci sei e devi esserci. Ecco, qualche spiegazione, cioè vuol dire questo era mai successo o è ultimamente che avete visto che manca la manutenzione? Diciamo che ultimamente non c'è più manutenzione, anche perché vanno bene i bacini, vanno bene tutto, ma quando hai il letto del fiume, che ci sono 4 metri di melma sotto, quei mezzi che già abbiamo al giorno d'oggi, una volta li pulivano con la pala di legno, adesso abbiamo quei pelicani che arrivano dappertutto. E quello sarebbe una cosa buona anche per tirare via, diciamo, quelle isole che non servono a niente in mezzo al Bacchiglione. Questo è quello che hanno dichiarato i cittadini che insomma sono allarmati, ogni pioggia effettivamente come quella di ieri, guardano con apprensione il tempo, le nuvole che arrivano. Ecco, qual è la richiesta precisa? Voi le richieste formali le avete già presentate? Sì, noi abbiamo già formalizzato tutto, adesso stiamo aspettando di essere anche ricevuti magari in comune e di essere realmente ascoltati. Per quanto riguarda soprattutto anche la viabilità, ovvero la richiesta da parte dei cittadini di creare una deviazione, un obbligo di svolta a destra in via dell'Opificio in modo da far defluire il traffico di Viale Riviera Berica. Quindi adesso attendiamo che qualcuno ci ricontatti, perché io ho già cercato più volte il contatto con il comune e con l'assessore Spiller, ma finora nessuno ci ha ancora chiamati ed ascoltati. Questa dunque la situazione, la preoccupazione, ma torniamo subito a Castelfranco Veneto dove c'è Cristian Arboita che ci richiede la linea. Cristian, eccoci da te. Vai Cristian, vai, parla. Sì, di nuovo a Castelfranco, stiamo raggiungendo, ho appena sentito il sindaco Stefano Marcona, ci sta aspettando sul ponte della Venale, però qui con me, buongiorno, salve. Ciao. Un copione che si ripete. Purtroppo sì, siamo ancora qua, dopo 15-20 giorni
Per la seconda volta abbiamo avuto questa alluvione, abbiamo avuto danni, peggio dell'altra volta, l'acqua più alta dell'altra volta. Non so cosa dire, non so. Non sono più parole. No, ma non so neanche chi posso incolpare, c'è colpa di qualcuno, perché tanti ognuno dice la sua. Io non so cosa dire, spero solo che non succeda più, spero che ci siano delle soluzioni, perché ormai siamo proprio stufi, basta. Questo è il fatto, appunto, c'è molta stanchezza. Grazie davvero. Raggiungiamo il titolare della panetteria che avevamo intervistato anche un mese e mezzo fa. Buongiorno signori, salve. Noi vi disturbiamo sempre nel momento peggiore, però qua bisogna raccontare quello che sta accadendo a Castelfranco. Adesso siamo in pulizia generale, adesso si pulisce e poi si farà la conta dei danni, perché purtroppo non sappiamo come arginare il problema. Il problema è a monte, noi possiamo impegnarci finché vogliamo a mettere delle paratie, sacchi a terra e tutto quanto, però se il problema non viene risolto dall'alto, noi ci ritroveremo sempre qui ogni tanto a pulire i danni che arrivano. Correre ai ripari, insomma, rimboccarsi le mani, però chiaramente qua ci sono dei danni da migliaia di euro. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Grazie davvero. Allora, buon lavoro. Buon lavoro a tutti. Alberto, facciamo così, noi raggiungiamo adesso il sindaco Marcon, ci vorranno 2-3 minuti, quindi se sei d'accordo Edi, ti restituisco la linea e ci aggiorniamo fra pochissimo. Qui noi cambiamo scenario continuamente, ma come vedi le immagini parlano da sole. A fra poco. Grazie Cristian, siamo qui, chiedici la linea quando vuoi. Noi interrompiamo questa ampia pagina sul maltempo per andare a Marghera dopo la morte di un operaio caduto in uno stabilimento Fincantieri a Marghera. La mobilitazione della CGIL c'è lì per noi, infatti Anna Maria Parisi. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno Edith. Islam Mia aveva 34 anni, era impiegato alla SAIT presso appunto la Fincantieri, come vediamo alle nostre spalle con le immagini di Sandro Ponchio, per la coibentazione delle navi appunto ai cantieri qui di Marghera. Una morte, la sua, al momento ancora avvolta nel giallo, considerato che è caduto da un'impalcatura di poco meno di 1 metro d'altezza, battendo la testa. Poco prima della caduta aveva detto ai colleghi: mi sento male, quindi la caduta, la corsa in ospedale e la morte è sopraggiunta ieri, come abbiamo dato notizie nel corso dei nostri telegiornali. Questa mattina la mobilitazione proprio qui davanti ai cancelli della Fincantieri di tutti gli operai impiegati, quasi 5.000 le persone tra impiegati diretti e indiretti con gli esterni. Ora, dice il sindacato, la CGIL, bisogna capire le responsabilità a chi vadano imputate. Con noi proprio della CGIL Davide Stoppa della Filc Tem. Ecco, Stoppa, dunque si era detto che inizialmente dovevano essere 2 le ore di sciopero, invece lo sciopero proseguirà ad oltranza per tutta la giornata, cioè per tutto il primo turno di lavoro fino alle 16:30, quindi oggi non si lavora qui alla Fincantieri? Sì, no, oggi non si lavora perché giustamente i lavoratori hanno voluto estendere 8 ore di sciopero, perché la cosa ovviamente che è accaduta è molto grave, sia in solidarietà ovviamente con la famiglia, sia in solidarietà con la comunità bangladese e soprattutto ovviamente con il collega che ha perso la vita lavorando. Un'altra morte sul lavoro, seppur evidentemente è da capire la dinamica, però sicuramente ormai le morti sul lavoro sono l'ordine del giorno, quotidiane, e noi come organizzazione sindacale, come CGIL, siamo fermi nel dire che ci devono essere delle regole che sono più stringenti. Non basta rispettare a volte le regole che ci sono, bisogna migliorarle. Anche in questo caso, sebbene capiremo se ci sono stati degli errori e se ci sono
state delle regole non rispettate, però è chiaro che morire perché si cade da una piccola impalcatura alta 1 metro e si rovescia l'impalcatura significa che se anche le norme sono state rispettate, le norme non vanno bene. Serve investimento. In Italia si sta facendo l'esatto opposto, anche con l'autonomia differenziata. Il rischio è quello che invece di mettere allo Stato davanti a questi problemi si metta dietro, e questo non può succedere perché le vite sono importantissime. Non è possibile che un giovane di 34 anni vada a lavoro per poi non tornare con 2 bambini a carico. Quindi su questo noi come CGIL insisteremo perché venga fatta chiarezza sulla morte di oggi, ma soprattutto perché poi vengano fatte rispettare le regole nei posti di lavoro e soprattutto le si migliore di dove è possibile, ovviamente. Ecco, infatti ottima osservazione Davide Stoppa. C'è da dire un'altra cosa: Islam Miad, come ha detto lei, era papà di 2 bambini che con la moglie non sono qui ma in Bangladesh. Qui ci sono i genitori della famiglia, quindi di Islam Miad. C'è da capire, considerato quanto ha detto lei, perché qui alla Fincantieri, che è in maggioranza di Cassa Depositi e Prestiti per oltre il 70%, perché lo Stato stesso quindi non intervenga per capire che cosa avviene all'interno di questa cittadella, nel senso perché le misure di sicurezza non vengono sempre rispettate. Sì, deve tornare la responsabilità in carico all'appaltatore, perché soprattutto in situazioni come queste, dove c'è lo Stato in mezzo all'azienda principale, quella che fa gli appalti, ci deve essere una responsabilità che è anche diretta, una responsabilità di controllo su questo, ed è uno di quegli argomenti che noi come CGIL stiamo portando avanti anche col referendum, che stiamo raccogliendo le firme, proprio perché questo è uno dei punti del referendum, perché all'interno dei posti di lavoro non ci può pensare che essendoci 300 ditte che lavorano dentro, tutte e 300 possono lavorare in un certo sistema. Ci deve essere qualcuno che controlla, e soprattutto su aziende come queste è evidente che ci deve essere anche una responsabilità in carico a chi l'appalto lo fa, non solo alle aziende che lo direttamente pagano, stipendiano e devono tutelare i lavoratori. Quindi questo per noi è un punto fondamentale. Serve un'attenzione maggiore, sta diminuendo l'attenzione, stanno aumentando i morti sul lavoro, e questo non è possibile in un paese come il nostro, che ha fatto delle lotte anche sindacali su questi temi una cosa importantissima negli anni 70, negli anni 80 e negli anni a seguire. Ecco, la SAIT, la ditta per la quale Islam Miad lavorava, ha espresso dopo la tragedia il suo cordoglio per questa perdita alla famiglia di Islam Miad, ma come ha detto lei non basta. No, non basta, perché poi è evidente che può succedere di tutto durante il lavoro, a volte anche cose che si fa fatica ad immaginarsi, però bisogna sempre avere lo spunto per mettere qualcosa in più, non qualcosa in meno. Il tema è che oggi si sta tendendo a mettere qualcosa in meno perché anche la sicurezza ha un costo e le aziende non vogliono sostenerlo, e c'è sempre questo problema dei tempi all'interno di tempi in Fincantieri determinano anche una situazione di tensione sempre continua. Bisogna sempre correre per fare le consegne, perché altrimenti ci sono le multe da pagare per la consegna che non è stata rispettata. Questo non va bene. Va ripreso in mano un ragionamento, ma va ripreso in mano un ragionamento a livello nazionale, governativo, su questi temi qua. Altrimenti non possiamo dire che veniamo a conoscenza delle cose solo quando succede il fatto, come poi magari succede ai braccianti. Anche lì si sa che ci sono dei temi, e però non si fa nulla, bisogna aspettare sempre che succeda qualcuno che muore, e questo non può essere ammesso nel nostro paese, Ecco, ha ricordato Satnam Singh, il bracciante di Latina, morto veramente in condizioni decisamente tragiche, per cui era intervenuto anche con un forte monito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le condizioni sono differenti rispetto alle 2 tragedie, quella registrata qui a Fincantieri, tuttavia l'attenzione è da tenersi sempre alta e massima.
massima. Con questa morte, quella di Islam Mia, il 34enne di origine bengalese, deceduto ieri dopo una corsa all'ospedale il giorno precedente, che è ancora avvolta nel mistero. Quindi in attesa di capire che cosa effettivamente è accaduto e quali le responsabilità, salutiamo e ringraziamo Davide Stoppa della CGIL Filctem Venezia. La linea torna allo studio. Grazie Anna Maria e grazie al tuo ospite. Noi parleremo ancora di maltempo e ancora tanta cronaca subito dopo la pubblicità. Eccoci in diretta, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Continuiamo con la cronaca, una notizia di poco fa a Venezia. Un'imbarcazione da voga con 9 persone si è rovesciata stamani nella laguna di Venezia all'altezza dei Cannoni e del Ponte della Libertà, e i suoi occupanti sono finiti in acqua fortunatamente senza conseguenze. Intervenuti i vigili del fuoco, noi riusciamo a farvi vedere delle immagini dell'intervento. Erano stati allertati anche i sommozzatori per nel caso il naufragio, possiamo chiamarlo così, fosse stato più grave, ma per fortuna nessun ferito e sono stati tutti portati in salvo dai vigili del fuoco. Questo quindi quello che è successo questa mattina a Venezia. Noi continuiamo con la cronaca, ci spostiamo, vedo collegata Chiara Gaiani da Campo San Piero, perché è stata una notte di angoscia per i sindaci dei comuni lungo l'asta dei Muson dei Sassi. Continuiamo a parlare di maltempo. Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Sì, ti confermo, il sindaco di Campo San Piero Katia Maccarrone è corsa via perché nel frattempo, mentre non ci collegavamo, sono arrivati i tecnici del Genio Civile che stanno appunto sentendo i vari sindaci dell'asta del Muson in provincia di Padova. Erano a Loreggio, adesso sono a Campo San Piero. È stata l'ennesima notte insonne per i primi cittadini, preoccupati per i livelli dell'acqua all'interno del torrente. E proprio di un torrente si tratta. L'acqua all'interno del Muson sale molto velocemente. Quanto stava accadendo nelle scorse ore a Castelfranco, nel giro di poco arriva poi ovviamente a valle, e quindi qui c'era grande preoccupazione. Il sindaco ci tiene a rassicurare tutti: non c'è nessun rischio che si ripeta quanto accaduto il 17 maggio. Ricordiamolo, nella notte del 17 maggio è crollato una parte di argine in sinistra idraulica all'altezza di via Guizzi. Ricordiamo che la strada era stata interrotta a lungo. I lavori del Genio Civile in quel tratto ormai sono completati, sono state posate 70 metri di banchine proprio appunto per garantire e rinforzare l'argine. Ci ha ripetuto il sindaco, come già aveva fatto poco più di un mese fa, che non si tratta di lavori sufficienti, nel senso che purtroppo ogni volta che piove, e questi eventi non sono più straordinari ma stanno diventando ordinari, cresce l'ansia, numerose le telefonate dei cittadini angosciate, preoccupate, poi anche varie foto postate nel corso della notte sui social danno proprio il senso di che cosa sta accadendo. E ricordiamo anche che quella rottura avvenuta il 17 maggio è avvenuta in sinistra idraulica, quindi sono state coinvolte circa una trentina tra abitazioni e attività, un dramma. Se la rottura fosse avvenuta in destra idraulica, il pericolo per Campo San Piero era ancora maggiore, perché in destra idraulica, solo per darvi un dato, si trova anche l'ospedale. Immaginate cosa potrebbe essere accaduto. Quindi è necessario continuare con i lavori lungo l'argine del Muson e soprattutto con la realizzazione delle casse di laminazione. Una parte è già stata fatta, serve che questi interventi siano definitivi. Questa è la situazione oggi qui a Campo San Piero. Ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica e ti restituisco la linea. Grazie mille Chiara. Noi vediamo invece ancora da Castelfranco Veneto Cristian Arboita che ci chiede la linea. Cristian, eccoci. Siamo qua. Sì, eccoci di nuovo, Edi, buongiorno di nuovo, con me il sindaco Marcon che stanotte non ha dormito. Ieri sera ci raccontava che lei era vestito di gala, stava presenziando un evento, poi cosa è successo? È successo che è partita la pioggia, è cominciata la prima bomba d'acqua, era verso le 8:30,
Alle 9, visto come stavano andando le cose, abbiamo mollato tutto e abbiamo cominciato ad avvisare i cittadini, in primis questi qui di via Regina Cornaro, ed è tornato utile perché ancorché abbiano subito dei danni un minimo di mitigazione c'è stato. Lei si è messo a suonare? Sì, sì. C'è un video anche che c'era uno che faceva un video, ecco la Venale sta esondando, perché non mancano mai i vostri colleghi o pseudo tali, e si vede la macchina dove siamo arrivati noi a suonare il campanello per avvisare che stava esondando. Sì, l'abbiamo fatto, poi abbiamo aperto il COC, ci siamo coordinati, sono arrivate squadre di protezione civile da tutta la provincia in sinergia con i carabinieri, perché bravo anche il capitano Malaspina, bravi la polizia locale, perché tutti a disposizione fino a questa mattina, fino a che hanno cambiato il turno, e abbiamo cominciato a provare a mettere in sicurezza, ad avvisare i cittadini. Abbiamo avuto un soccorso con una chiamata di una signora, era circa l'1:30 di notte, una signora anziana che aveva l'acqua che entrava in casa, la figlia preoccupata, e quindi sono andati i volontari di protezione civile a rassicurare sulle condizioni della signora, e quindi sistemato anche quello, e poi siamo partiti con i primi interventi che però erano inefficaci. Quindi Intanto ci spostiamo perché deve passare una signora, ci spostiamo, andiamo verso via Regina Cornaro, che così vedrete anche uomini e mezzi in azione. Quindi dicevamo all'1:30, sindaco. I primi interventi però non era possibile intervenire con svuotamenti di scantinati che si stavano riempendo, perché la tracimazione era ancora in corso e quindi non si possono svuotare per buttare l'acqua in strada che ti ritorna dentro. Abbiamo dovuto attendere il rientro della Venale, così è stato, messe in sicurezza con l'apporto di sacchi in piazza Giorgione, i volontari e anche molti amministratori a coordinarsi e cercare insomma di limitare i danni. Senta sindaco, parlando con tanti negozianti, con tanti residenti, in tanti lamentano la mancanza di un preavviso. E allora le chiedo, è mancato questo preavviso o parliamo di un evento straordinario, davvero straordinario? Vedete, sul preavviso, in virtù dell'esperienza vissuta il 16 maggio e il 20 maggio, abbiamo fatto degli approfondimenti con strumenti elettronici, con gli smartphone, c'è l'IT Alert a livello nazionale che ti arriva il messaggio direttamente dall'unità di crisi. No, non si può fare a livello comunale se non imponendo o invitando i cittadini a scaricarsi un'app che poi in qualche modo la si raggiunge. Ma se è così, io invito i cittadini di Castelfranco Veneto a iscriversi al canale Telegram del comune di Castelfranco Veneto, dove abbiamo lanciato i primi allarmi, nei canali social li abbiamo veicolati, quindi se i cittadini si iscrivono al canale Telegram di Castelfranco Veneto è un modo per poter essere in comunicazione più veloce. Però diciamo che poi alla base ieri non c'era nessun bollettino che... No, non c'era emergenza e non c'era nemmeno... cioè non ci si aspettava un evento del genere. Ripeto, dalle 8:30 a mezzanotte ci sono state 4 bombe d'acqua in sequenza, sono caduti oltre 100 mm in 3 ore. È una misura che non ti consente di mettere in atto strumenti attivi di difesa, bisogna lavorare sul passivo con i sacchi, con i cittadini che in qualche modo si mettano in sicurezza. Una nota positiva c'è in questa tragedia, chiamiamola così, non c'è stato nessun ferito e non è cosa così scontata, perché diverse macchine sono andate dentro ai fossi, altre sono rimaste incastrate nei sottopassaggi che si allagavano, e quindi che non ci sia stato nessun ferito è un bicchiere mezzo pieno che noi vediamo nell'ambito di questa disgrazia. Ecco sindaco, ci lasciamo almeno per il momento su Antenna 3 con questa immagine. Adesso in maniera molto beffarda la Venale è ritornato nei ranghi. È così, abbiamo messo in pista le casse di laminazione ieri sera, la laminazione del Brenton che veniva deviato tutto nella cassa di Riese, ma ribadisco non sono sufficienti. Quando le portate, questo ponte porta 25 metri cubi al secondo,
strutturalmente non c'è altra possibilità per farlo portare di più se non rifare il ponte, ma per dire questo esempio. Poi ne abbiamo un altro: quando arriva più di 25 metri cubi al secondo questo ponte va in crisi e quindi non vi è altro da fare che cercare di far arrivare meno di 25 metri cubi al secondo, ma se cadono 100 mm in 3 ore a Castelfranco, perché è stato un po' l'epicentro di questa perturbazione, difficilmente si può fare meglio. Una questione matematica, lei dice. Allora, per il momento io la ringrazio davvero, grazie Stefano Marcone da via Regina Cornaro a Castelfranco. Ti restituisco la linea, poi ci muoveremo sul quadrante di Bella Venezia. Grazie mille Cristian per averci dato anche contezza, e anche grazie alle parole del sindaco, dei disagi, dei danni provocati da queste bombe d'acqua. Noi continuiamo con la cronaca e andiamo a Padova. La morte improvvisa di Vera Slepoi, aperto dalla Procura di Padova un fascicolo dopo un esposto presentato dalla famiglia della psicologa. Si indaga per omicidio colposo. L'autopsia sarà eseguita oggi. Ci sono dei punti oscuri sulla morte di Vera Slepoi, la psicologa e psicoterapeuta padovana scomparsa improvvisamente nella notte tra il 20 e il 21 giugno scorso nella sua casa di Padova. L'esame è stato chiesto dalla Procura euganea a seguito di un esposto presentato dalla famiglia di Vera Slepoi. Si indaga per omicidio colposo. I dubbi sono legati a una morte che ha lasciato tutti senza parole, a partire dalle persone che più volevano bene a Vera Slepoi. 70 anni, la psicologa godeva di ottima salute, si era sottoposta a un piccolo intervento chirurgico nelle settimane precedenti la sua scomparsa. Da qui la richiesta di capire cosa possa essere accaduto. L'indagine è aperta, nessun nome risulta iscritto nel registro degli indagati. L'apertura dell'inchiesta rende ancora incerta la data dei funerali, che per volontà della famiglia dovrebbero essere celebrati nella Basilica del Santo, probabilmente la prossima settimana. Rimaniamo nel Padovano. È stata aperta un'indagine sulla morte della bimba di 3 anni di origine camerunense caduta in una canaletta di scolo a Ponte San Nicolò. Iscritto nel registro degli indagati il padre. Il papà della piccola di 3 anni morta nella canaletta di scolo domenica scorsa a Ponte San Nicolò è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo nell'inchiesta aperta dal pubblico ministero padovano Francesco Lazzeri. Un atto dovuto, quello del PM. Il padre, 39enne ingegnere informatico, era andato con la figlia al ritrovo della comunità camerunense nella zona industriale di Ponte San Nicolò, in località Roncaiette, mentre la madre era rimasta a casa con la bimba più piccola. Dalla ricostruzione fatta dai carabinieri, quella tragica domenica gli adulti stavano giocando a calcio, mentre i bimbi erano tra di loro. Un momento di svago che si ripete ogni domenica, quando la comunità si ritrova organizzando picnic e giochi per passare qualche ora in spensieratezza. Poi, però, la tragedia: la bambina si allontana, vede la canaletta e ci cade dentro. Ora sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte. Resta per la famiglia un dolore immenso a cui si aggiunge l'indagine per omicidio colposo. Restano dei punti oscuri sull'incidente che domenica notte ha causato la morte della 19enne rimasta uccisa dopo uno scontro frontale sulla strada adriatica a Maserà. Il tasso alcolemico era alterato, ma per ora non ci sarebbero provvedimenti a carico del 63enne coinvolto nel tragico incidente costato la vita domenica poco dopo le 2 a Chiara Scantamburlo. Rientrava a casa dopo una serata con le amiche la 19enne di Sant'Elena, che ha perso la vita in uno scontro frontale con l'auto condotta dal 63enne avvenuto lungo la strada Battaglia nel comune di Maserà. Un impatto violentissimo che non ha lasciato alcuno scampo a Chiara Scantamburlo. Domani il PM incaricato delle indagini affiderà la consulenza tecnico-dinamica per ricostruire l'esatta modalità dell'incidente. Disposto anche un esame sul corpo della sfortunata giovane. Solo al termine degli accertamenti sarà possibile fissare la data dei funerali. Ancora la cronaca, un attacco incendiario nella notte a un bar di Quinto di Treviso. Le fiamme provocano un'esplosione. La titolare era già stata minacciata in precedenza. L'ombra è quella del racket. 2 indagati per minaccia, danneggiamento e distruzione. Non è
Un boato che squarcia il silenzio, seguito da altre deflagrazioni. Poi le fiamme alte che distruggono ogni cosa, i vetri lanciati ovunque. Un frammento si conficca nel muro della casa vicina. È la devastazione. Il bar Dolce Caffè a Quinto distrutto. La titolare, Sara Puppato, lo aveva aperto da qualche mese e da quel giorno aveva ricevuto più di una minaccia. Come questi cartelli trovati davanti a casa sua a Badoere. La disperazione della mamma, Laura Francescato. Dico che non è giusto che tutto ricada sulle spalle di una brava ragazza onesta che vuole tirare su i suoi bimbi. Bisogna fare qualcosa per le persone disoneste, assassine, criminali, qualsiasi razza abbiano, devono restare dentro, rinchiusi e non devono più venire fuori. Le indagini dei carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica di questo attentato incendiario. Secondo le testimonianze almeno 2 persone si sarebbero introdotte all'interno da questa finestra, poi avrebbero posizionato gli inneschi. Le fiamme hanno fatto il resto. Allucinante, Far West, ma... Che cosa? Suo figlio ha visto tutto? No, mio figlio ha sentito il botto. Ecco, basta. E ci dicono che erano dei ragazzi che sono scappati in macchina. Sono scappati in macchina, ma non so dirvi altro perché ho visto solo la macchina andare via. Ha visto fuggire quindi una macchina? Sì, una macchina blu che correva via e basta. Il figlio è stato colto da un leggero malore ed è ricorso alle cure del medico. Nessun ferito, ma tanta paura. Tanta paura, anche i miei figli e mia moglie, tutti per paura. Veramente molta paura. Avete visto qualcosa, qualche movimento strano? No, perché noi eravamo, io ero a letto e quando ho sentito il colpo ho guardato fuori, ho visto insomma il fuoco e il fumo. Fra i primi ad accorrere questo ragazzo. Praticamente ero uscito qua dal parco che avevo sentito un boato e ho visto il bar completamente in fiamme. Che cosa avete fatto? Io appena ho visto il bar in fiamme comunque ho avvisato le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, più che altro ero preoccupato per i proprietari di sopra perché ho visto che le fiamme erano molto ampie. Per la titolare dietro ci sarebbe una sorta di racket dei bar, forse qualche gestore che avrebbe ordinato il blitz perché gli stava rubando i clienti. Ma lei non si arrende e dice: riaprirò il bar con un parcheggio ancora più grande. Il neoeletto sindaco di Quinto chiede che venga fatta chiarezza sul caso. I cittadini hanno controllato i danni provocati dall'esplosione. In questa palazzina, oltre al bar, vive una ragazza. Il muro interno ha riportato delle crepe a causa della potenza della deflagrazione. È un crepo che è tutto l'altissima là, che si è inclinato, che si è accorto mia figlia stamattina che ho portato a casa, perché dopo ieri sera è venuta a casa mia. Anche l'auto parcheggiata in questa casa è stata colpita dai vetri. Sul posto è arrivato il sindaco di Quinto, neoeletto Ivano Durigon. È un fatto davvero preoccupante. Sì, è un fatto che ci preoccupa, perché è il primo evento che succede in quest'ultimo periodo qua a Quinto. Io sono da poco in carica, ma insomma conosco un po', sono di qui, quindi però non ho mai sentito una cosa del genere. E cominciare così un'avventura non è sicuramente un buon viatico, questo sì. Indagini serrate dei carabinieri per risalire gli autori di questo grave fatto. Dei ragazzi, oltre ad alcuni residenti, hanno visto fuggire un'auto a bordo, almeno 2 persone, forse i piromani. Presto potrebbe chiudersi il cerchio, ci sarebbero già dei sospetti, mentre alcuni testimoni avrebbero già parlato con gli investigatori. Intanto sono state acquisite le immagini di videosorveglianza della zona. Il sindaco pensa di posizionare altre telecamere. Aumentare la telesorveglianza e anche implementare un po' il corpo della polizia urbana, questo sì. In mattinata sono tornati anche i vigili del fuoco per effettuare accertamenti sulla staticità dell'immobile. L'area rimane sotto sequestro. Ad Altavilla Vicentina, ora per l'assalto alla casa di Roberto Baggio perché esplode la polemica sui social. Ieri il giorno dei rissi in casa Baggio, gli uomini della scientifica a lavoro per raccogliere possibili tracce lasciate sul campo dai criminali che hanno fatto irruzione nella villa durante la partita Italia-Spagna, segregando i familiari e razziando contanti, orologi e gioielli di cui non ancora è stato stabilito l'ammontare complessivo. Al vaglio ogni indizio utile a partire dalle immagini della videosorveglianza della zona per poter risalire alla banda criminale. Famiglia Baggio trincerata nel silenzio fino a ieri, fino a quando i figli del
Campione hanno voluto condividere con un like il commento critico pubblicato in Facebook dall'attuale vice sindaco e assessore alla sicurezza di Altavilla Silvia Burò, post nei confronti dell'ex sindaco nonché vicino di casa della famiglia Baggio, in cui veniva censurato il fatto di aver rilasciato interviste ai media nei giorni scorsi davanti alla proprietà del Pallone d'Oro. Post che recita queste parole: in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo a seguito della terribile rapina nella casa del nostro concittadino Roberto Baggio, è importante mostrare sostegno e rispetto per chi è stato colpito. Purtroppo alcune persone preferiscono ricercare visibilità personale attraverso i media, stazionando al di fuori della residenza di Baggio, violando la privacy e turbando la serenità del nostro concittadino e della sua famiglia. Post che l'ex primo cittadino Carlo Dalla Pozza ha preferito non commentare. Salvataggio da parte degli agenti della Questura di Verona di un ragazzo che minacciava di lanciarsi nell'Adige dopo la fine della storia d'amore con l'ex fidanzata, quei minuti raccontati nelle immagini delle telecamere della pattuglia. Jader e Francesca sono due agenti della Volante Centro di Verona. Ieri sera hanno appena iniziato il loro turno quando la sala operativa della Questura Scaligera segnala la presenza di un ragazzo. È seduto sul parapetto del Ponte Catena, è rivolto verso il fiume, le gambe nel vuoto, lo sguardo assorto, parla da solo, dice di volerla far finita, accanto una bottiglia di birra. Una volta giunti sul posto, i due poliziotti si fermano prima ad osservarlo da lontano, poi, sempre a bordo della Volante, si avvicinano e lo affiancano. Il capo pattuglia gli chiede come sta e se può aiutarlo, ma il giovane risponde di non stare affatto bene, ignorando la richiesta di mettersi in una posizione più sicura. A quel punto l'agente scende dall'auto e inizia a parlare con il ragazzo, facendosi raccontare dell'ex fidanzata, lasciandolo sfogare. Piano piano conquista la sua fiducia, poi il giovane gli parla di un poliziotto di nome Paolo. Il capo pattuglia, fingendo di conoscere questo presunto collega, gli chiede se vuole che Paolo li raggiunga. Lo sguardo accondiscendente e rassicurato del ragazzo gli fa capire che quella può essere la chiave giusta per aiutarlo. Vuoi che lo chiamo? Ok, dai. Dico se viene qua. L'agente sale in auto e mentre la collega continua a distrarlo dà istruzioni all'altra volante. Ho bisogno di un'auto che arriva da Ponte Catena, io lo tengo distratto, mi serve che i colleghi arrivino, io lo tengo distratto che guardi verso Attiraglio e lo tirano giù al volo. È abbastanza corpulento, non dovrebbe essere violento, però è molto grosso, quindi servono 4 braccia. Serve che una macchina arrivi da Viale Colombo, perché io ce l'ho con le gambe girate verso Attiraglio, quindi lui non vi deve vedere, altrimenti si lancia. Pochi minuti e in Lugadige e Cangrande arrivano gli altri colleghi, si avvicinano lentamente e al segnale del capopattuglia entrano in azione, salvando la vita al giovane. Ok, dai. Dai, vieni qua. Porta pazienza, ma buona. L'abbiamo fatto perché ti vogliamo bene, A Padova, perché il centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale ha ricostruito un imponente sistema criminale costituito da 2 società fornitrici di energia e gas con sede a Padova, specializzato in attivazioni fraudolente di contratti, estorsioni d'auto, riciclaggio, migliaia, i truffati 40. Gli indagati. Telemarketing selvaggio, truffe ed estorsioni, sgominata una banda con sedi a Padova e in Albania da parte della polizia postale, coordinata nelle indagini dalla Procura di Milano. Tutto è partito dalla denuncia di un sacerdote milanese tartassato da telefonate da parte di operatori di call center, dai toni minacciosi a far partire le indagini della polizia postale di Milano su una rete internazionale di criminali. Le chiamate, arrivate a centinaia di persone, vertevano su presunte bollette non pagate relative a contratti mai stipulati da chi veniva contattato. Per le truffe i malviventi usavano anche l'intelligenza artificiale. I raggiri partivano da insistenti telefonate fatte a tutte le ore del giorno e della notte, finalizzate alla raccolta di dati delle persone che erano convinte di parlare con l'ARERA, l'autorità della regolamentazione delle reti di energia e ambiente, o con compagnie con cui avevano i contratti. Alle medesime persone veniva poi fornita una scusa per cambiare temporaneamente operatore. Quando il gruppo non riusciva a persuaderli, stipulava comunque contratti a loro nome oppure usava l'intelligenza artificiale per registrare e modificare le loro voci e poi usarle per siglare con sì virtuali i contratti vocali.
Nei mesi successivi poi partivano le chiamate minatorie per ottenere i pagamenti. Intanto ti depotenziamo la corrente e se non paghi te la stacchiamo. Le minacce ricevute da una donna veneta di 87 anni finita nel mirino dei truffatori. Le truffe hanno portato ad un bottino di circa 9 milioni di euro in 3 mesi, coinvolgendo circa 1 migliaio di ignari truffati. 35 le perquisizioni in Italia e in Albania e 40 i denunciati a vario titolo. Parleremo di rigenerazione urbana subito dopo la pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in studio nella prima edizione di questo mercoledì 26 giugno. Parliamo di rigenerazione urbana e mi ha raggiunto in studio e saluto Daniele Terzariol che è consulente dei progetti europei di rigenerazione urbana. Che cosa significa innanzitutto rigenerazione urbana? Partiamo da qui. Buongiorno. Rigenerazione urbana può avere diversi significati. Ogni tanto quando insegno magari all'università lo dico ai miei studenti che ci sono tante definizioni di rigenerazione urbana quanto spesso si possono chiedere ai cittadini delle opinioni, quindi tante opinioni quanti gli occhi e le idee dei cittadini. Nella nostra regione viene spesso associata a una riconversione di natura edificatoria e infrastrutturale su dei palazzi, ad esempio, o su delle zone in disuso. Sì, è vero, ma spesso, almeno per la concezione che ho io di rigenerazione urbana, ha molto più a che fare con anche la partecipazione dei cittadini al processo di riconversione e riuso di una determinata area di una città, che può essere grande o piccola, dai piccoli centri appunto fino alle grandi metropoli d'Europa. Il tuo lavoro quindi in che cosa consiste concretamente? Concretamente per i progetti europei fornisco una mia expertise sostanzialmente ai municipi esteri, spiegando che cos'è la rigenerazione urbana e cercando di avviare delle buone pratiche con l'aiuto di portatori di interesse e i municipi d'Europa, per cui con la parte politica anche presente all'interno di questi progetti. Questo lo faccio sostanzialmente al di fuori dell'Italia, mentre in Italia, come un consulente esterno, come uno dei tanti consulenti esterni dei nostri municipi, seguo progetti ad hoc che alcune municipalità hanno scritto e che vogliono sviluppare appunto su questi temi che possono avere a che fare con la sostenibilità ambientale, appunto con il riuso di spazio, comunque con una dimensione civica e partecipativa della città. Tra queste città c'è anche proprio Treviso, una città cosiddetta città media. Sì, è una città media, è una città che ha molte sfide e davvero simili rispetto a tante città europee che più o meno sono su quella dimensione. Esatto, spieghiamo che cosa significhi città media. Città media per l'Unione Europea è anche una delle migliori città al momento dove abitare. Più o meno hanno una conurbazione demografica che sta tra i 50.000 e le 80.000 e le 300.000 persone, per cui sono buoni centri dove la qualità della vita è medio-alta, dove i servizi sono abbastanza vicini. Si ricorre molto spesso all'utilizzo di un termine in inglese, si chiama 15-minute cities, ovvero le città di 15 minuti di Anne Hidalgo, sindaca di Parigi. Sostanzialmente tradotto, tutti i servizi devono essere in una prossimità di cammino di 15 minuti per abitanti, e in queste città questi servizi per la maggiore ci sono. Presenza di scuole, di aeroporti, stazioni del bus, aree verdi, e appunto le città medie sono state identificate dall'Unione Europea come le migliori dove avere una buona qualità di vita rispetto alle metropoli, che continuano a essere attraenti ma manifestano problematiche molto forti. Esatto, soffermiamoci proprio sulle problematiche, perché comunque si parla di rigenerazione in termini sì anche di edifici, di zone magari trascurate, ma anche di sostenibilità. Assolutamente, è difficile essere cittadini se non si è nati all'interno di una grande metropoli. Avvengono anche alcuni movimenti chiamati di gentrificazione nelle metropoli, ovvero alcune aree vengono recuperate edificatoriamente, per cui vengono ricostruite con
palazzi più o meno alti o con un processo di cementificazione abbastanza ampio, ma chi abitava quelle aree originariamente, perché magari i prezzi degli affitti erano bassi o sostanzialmente era una vita di quartiere storica, viene espulso. Questo è un fenomeno appunto chiamato di gentrification o gentrificazione. Lì i costi della vita si alzano, per carità anche la qualità della vita si alza, ma diventa impossibile viverci, sostanzialmente anche per la difficoltà di incamerare uno stipendio che in Italia è spesso difficile da portare a casa nei suoi valori medi. E quindi nelle grandi città questi movimenti di gentrificazione, così come ulteriori problematiche, non rendono molto sostenibile l'ambiente urbano, ed è per questo che l'Unione Europea indica e finanzia specificatamente città medie come buoni luoghi dove vivere, tra cui appunto è stata menzionata Treviso, uno dei tanti esempi nel Veneto. Quale sarà il destino di queste città a livello anche europeo, con tutti questi progetti e questa attenzione che per esempio, facciamo l'esempio di Treviso, che è qui a due passi, sta anche mettendo in atto per arrivare a essere una città completamente sostenibile? Ha vinto il premio Greenleaf proprio a ottobre. Sì, dalla stampa abbiamo appreso che la municipalità di Treviso ha sostanzialmente portato a casa, mi pare ricordare, tra i 200 e i 250 mila euro per questo premio che ha a che fare appunto con la sostenibilità. Greenleaf Award premia la capitale verde europea al di sotto dei 100.000 abitanti, e Treviso in finale con una conurbazione di Barcellona che si chiama Villa de Cannes ha portato a casa il premio a Tallinn, che è stato dato in Estonia pochi mesi fa, mi pare ad ottobre dell'anno passato. Per degli anni dovrà portare avanti delle politiche di disseminazione di conoscenza anche all'interno della città con i suoi cittadini su che cosa significhi adottare comportamenti sostenibili. Tradotto, non è solo il semplicemente fare una differenziata, trattasi ad esempio anche di capire con, mi viene da dire, tutti gli operatori culturali come rendere sostenibili dei festival, degli eventi, come qualificare e riqualificare i percorsi verdi e sostenibili. Sono i cosiddetti corridoi verdi urbani che in città come Treviso, così come in molti altri centri del Veneto, non necessitano di una certa riconversione, stante anche le modifiche al cambiamento climatico, estensioni di pedonalizzazione, maggiori aree verdi appunto per abbassare le temperature. Tra i tanti progetti Treviso ne svilupperà diversi. Adesso entriamo più nello specifico, però spieghiamo che cosa si intende per sostenibilità, perché a volte è un tema ed è una parola che viene spesso anche generalizzata. Invece ha delle specificità, non si intende solo il basso impatto ambientale, ma si intende anche una qualità di vita migliore. Esatto, il termine sostenibilità molto spesso viene declinato o dal punto di vista economico, un qualcosa che è sostenibile significa che è affrontabile economicamente dalle persone, oppure è molto declinato su un tema troppo forse strettamente ambientale, sulla footprint, ossia sull'impronta che ognuno di noi lascia rispetto all'ambiente, che sia urbano o periurbano. Il concetto di sostenibilità invece in realtà è più ampio, riguarda la qualità della vita a 360 gradi della cittadinanza. Qui si ritorna sul concetto della città di 15 minuti, avere una città sostenibile che non sia solo un'etichetta di sostenibilità, vuol dire abitare in un centro che pone come focus il cittadino, per cui con attività anche di natura culturale, con una rete associativa sulla quale ormai i comuni devono poggiare, stante anche bilanci che nella nostra regione ancora fortunatamente sono buoni per le casse comunali, ma non ovunque è così, quindi con un terzo settore attivo e messo nelle condizioni di poter agire. La sostenibilità riguarda anche non solo l'accesso ai servizi, l'accesso alla casa, come dicevamo, che è un problema ormai anche nelle città medie abbastanza pungente, e non si manifesta solo qui o nelle regioni d'Italia, si traduce anche in altri paesi, nelle metropoli,
ho collaborato con il Padiglione Canada alla Biennale Architettura di Venezia e la città di Toronto sta praticamente sperimentando la stessa identica cosa rispetto all'aumento dei prezzi delle case, per cui con un cambiamento del tessuto demografico della città e città attorno alle città medie che vanno degradando mano a mano. L'Europa sta mantenendo circa 850 milioni di abitanti, il 70% di questi vive in aree urbane, ma un terzo dei centri urbani d'Europa e dei famosi 8.000 municipi d'Italia era già in degrado ben prima della pandemia di Covid-19. Si dice in inglese shrinking, ossia che stanno sostanzialmente decadendo le condizioni di vita. Sono fenomeni di restringimento urbano molto netti che portano anche al trasferimento di persone dai piccoli centri ai medi centri, con uno svuotamento dei primi che inizia a essere un problema per i sindaci che li amministrano. Il tuo lavoro quindi consiste anche nel cercare di capire quali sono le necessità specifiche di una determinata città, ma anche di una determinata parte di città. Noi parliamo adesso, entriamo più nello specifico del caso Treviso. C'è un progetto che si chiama Beyond the Urban, spieghiamo in che cosa consiste. Il progetto Beyond the Urban è una linea Urbact 4, è un progetto diretto alla Commissione europea, varie municipalità applicano a queste, so che Treviso ne fa parte con altre 9 municipalità medie d'Europa. Il loro tema, appunto, Beyond the Urban, riguarda, tradotto all'inglese, oltre l'urbano, il collegamento con le aree periurbane in tema di mobilità sostenibile, perché una città sostenibile significa anche una città che gode di un trasporto pubblico locale adeguato, non solo all'interno del proprio ring centrale, ma anche in connessione con le aree esterne, appunto le aree periurbane. Beyond the Urban significa questo, significa elaborare un piano urbano della mobilità sostenibile, che nei comuni viene conosciuto come PUMS, che sia efficace, che sia comunicabile e che sia comunicato ai vari cittadini, che possano permettersi di usare non solo la macchina per spostarsi, ma anche un trasporto pubblico locale che sia puntuale rispetto alle loro necessità. C'è questa Agenda 2030 dell'ONU che tocca tutte le città indiscriminatamente, tutte le città del mondo possiamo dire, ma coinvolge tantissimo anche noi. Treviso si sta muovendo in questo senso. Quali sono le sfide che una città media, parliamo di Treviso ma possiamo parlare anche di qualsiasi altra città italiana o veneta, deve affrontare da qui al 2030? Il mantenimento dei servizi, stante anche un deficit di cassa imposto in un certo modo anche dalla nostra situazione economica su suolo italiano e poi anche europeo, con tutte le dinamiche della politica che influiscono su questo deficit, che inizia a essere non più una momentanea crisi, ma uno stato fisso della nostra economia. Quindi questa è sicuramente la prima sfida. La seconda è il cambiamento climatico, molto più importante di quello che noi pensiamo e ogni tanto viviamo sulla nostra pelle. Non ha solo a che fare con le ondate di caldo, ma ha a che fare con una ristrutturazione delle attività nel loro complesso delle città. Ci sono progetti europei, così come c'è Beyond the Urban all'interno di Urbact. Nella stessa linea di progettazione europea c'è un progetto che si chiama Cities After Dark, ossia le città dopo la sera. E qui si parla di dinamiche di lavoro, come cambiare le nostre città in virtù di un cambiamento climatico con una modificazione anche di natura occupazionale, e che cosa ne facciamo degli spazi delle città nel pomeriggio, come possiamo far vivere bene la maggior parte delle persone che usano lo spazio pubblico della città. Chi sono? Non gli adulti della mia e della nostra età, ma sono soprattutto i ragazzi e gli anziani, ed è per questo che progetti europei sviluppano politiche cosiddette intergenerazionali, ossia che mettono in connessione sia i ragazzi che gli anziani. È una sfida molto, molto ampia, ma sono questi i cittadini che occupano per la maggiore lo spazio pubblico, perché progetti di questo tipo, che siano di Treviso o di tutti gli altri municipi italiani che abbracciano Urbact, European Urban Initiative o altri progetti di rigenerazione urbana leggera o pesante, riguarda appunto il creare una città sostenibile
abbracciando queste sfide e provando a vedere come abbracciare il futuro e anche in un certo modo sfidarlo. La vera sfida è comunque anche cercare di legare poi questo cambiamento a tutte le città. Il cambiamento è possibile solo se viene fatto insieme. Qui una quota parte la gestisce soprattutto la politica, cioè ci dovrebbe essere un allineamento almeno su alcuni principi cardine da parte della politica. Il vero governo molto spesso è il governo delle città. Se un cittadino ha dei problemi di sicuro non si rivolge subito a un presidente di regione o al capo dello Stato, ma al sindaco, e quindi il governo delle città è davvero importante e un raccordo, come dici chiaramente, tra tutti i sindaci perlomeno a livello territoriale potrebbe aiutare una politica di accompagnamento uniforme all'interno dei municipi. Io ti ringrazio Daniele, ci diamo del tu e grazie per averci un po' portato in questa visione di cambiamento e di sostenibilità delle nostre città e averci spiegato in che cosa consiste poi la rigenerazione urbana. Vedo intanto collegato la cronaca, ci chiede la linea da Udine, morto Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese picchiato a Udine per aver cercato di sedare una lite. Il ventenne trevigiano che ha sferrato il pugno è ora accusato di omicidio preterintenzionale, in carcere altri 2 giovani. Da Udine c'è per noi Francesco Pezzella. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno a voi. Mi trovo proprio in via delle Pelliccerie davanti al locale etnico Buonissimo Kebab dove il giovane ucraino Petrov si era rifugiato tentando di sfuggire ad un pestaggio ulteriore dopo quello che aveva già subito nella rissa che è cominciata, guardate, lì in fondo a quella strada a pochi metri da qui. È scappato, ha cercato rifugio in questo locale dove c'erano 3 clienti, tra cui il povero Shinpei Tominaga, che ha provato a far desistere dall'ulteriore pestaggio. Per tutta risposta ha ricevuto un pugno violento in faccia, cadendo abbattuto la testa, la nuca a terra, con le conseguenze gravissime che hanno portato alla morte cerebrale, che poi è stata ufficializzata ieri poco dopo le 21:30 dalla commissione medica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Come ricordavate voi, per Samuele Battistella, che insieme agli altri 2 ragazzi resta in carcere dopo la convalida degli arresti e la disposizione delle misure cautelari da parte del GIP Carlotta Silva, per lui la situazione diventa più complicata, più grave, perché il reato di lesioni gravissime è rissa aggravata. Quest'ultimo è stato contestato a tutti e 5 ragazzi, compresi gli ucraini. Per lui però si va verso l'omicidio preterintenzionale, perché in seguito al pugno violento sferrato a Tominaga ha provocato la caduta e poi tutto quello che vi abbiamo raccontato. Abbiamo preparato un servizio che riepiloga il tutto partendo proprio dalla dichiarazione di morte cerebrale di Shinpei Tominaga e il riassunto di quello che è successo con gli interrogatori di garanzia, la convalida degli arresti e i provvedimenti successivi. Qui da Udine da parte mia è tutto, lancio il servizio, poi linea allo studio. Martedì sera è arrivata la notizia ufficiale che era nell'aria fin dai primissimi istanti dopo la tragedia di via delle Pelliccerie. Shinpei Tominaga, 56 anni, è stato dichiarato morto dopo il periodo di osservazione necessario per accertare l'assenza di attività cerebrale, in cui il cittadino giapponese, rimasto vittima delle conseguenze di una rissa, era dal ricovero in ospedale all'alba di sabato 22 giugno. Shinpei era intervenuto per calmare gli animi e invitare un gruppo di giovani trevigiani a desistere dal continuare il pestaggio di un cittadino ucraino iniziato fuori dal locale etnico Buonissimo Kebab. Era in quel locale che Tominaga e i suoi amici pensavano di chiudere la lunga serata trascorsa insieme consumando un panino, ed è lì che Oleksandr Petrov Vitailovic, 31 anni, aveva cercato protezione per sottrarsi alla furia dei giovani trevigiani. Samuele Battistella, 20 anni, lo ha colpito con un violento pugno in faccia, facendogli perdere l'equilibrio. Nella caduta, Shinpei ha battuto il capo a terra, procurandosi il gravissimo trauma cranico con fratture multiple. La rianimazione sul posto, la corsa in ospedale e il ricovero in terapia intensiva, tutto inutile, il suo cervello era già stato irrimediabilmente compromesso. La dichiarazione di decesso è arrivata il giorno in cui il GIP di Udine Carlotta Silva ha convalidato gli arresti delle 5 persone coinvolte a vario titolo nella rissa. Per Samuele Battistella, Daniele Wedam, 20 anni, e Abdellah Jouma, 22 anni, tutti residenti nel Trevigiano, la conferma della custodia cautelare in carcere. Per Battistella il reato inizialmente
penalmente contestato di lesioni gravissime, oltre a quello di rissa aggravata contestato a tutti, cambierà in omicidio preterintenzionale. Ancor prima della notizia ufficiale della morte di Tominaga, il giudice aveva già accolto le richieste del PM, disponendo la custodia cautelare in carcere. Diversa la posizione per gli altri due protagonisti della rissa, i due cittadini ucraini residenti a Pescara, anche loro arrestati, per i quali il PM Laura Collini aveva chiesto il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia. Anche per loro la convalda dell'arresto e poi la misura cautelare che è stata confermata. I due erano venuti in Friuli Venezia Giulia, ad Udine, per lavorare in fiera a Martignacco per conto di una ditta specializzata in opere in cartongesso. Ora le indagini proseguono per delineare esattamente la dinamica dei fatti fin dalla rissa lontano dal buonissimo kebab e attribuire a tutti il livello di responsabilità. La procura potrebbe disporre l'autopsia sul corpo di Tominaga per determinare con esattezza le cause della morte. Prima di chiudere torniamo con un flash a Castelfranco Veneto, dove è ancora per noi Cristian Arboito con Alberto Pivetta. Cristian, eccoci. Sì, Edi, ti lascio con questa immagine, questo il sottopasso ciclo pedonale di Bella Venezia. Siamo proprio alle porte di Castelfranco Veneto, come vedi di là della strada Bella Venezia, quartiere finito sott'acqua, fra poco ci andremo, ma questa è un'immagine davvero significativa, tantissima acqua sul posto, stanno operando chiaramente gli uomini e le donne della protezione civile, qui come per un flash il presidente Faveri. Del nucleo di protezione civile di Castelfranco Veneto. Assolutamente, sempre in prima linea, però stavolta le dice è stato un evento davvero straordinario. Sicuramente è stata una cosa eccezionale, cioè io francamente tutta quest'acqua in poco tempo così non l'ho mai vista. Non so, cioè, non si riesce a capire, è la seconda volta che purtroppo probabilmente c'è proprio il meteo che sta cambiando. Quanto ci vorrà per liberare questo sottopasso? Perché è impressionante. Abbiamo due motopompe, una da 1600, questa più grande da 3500, noi ne avremo fino alle 5 del pomeriggio se tutto va bene, anche perché sta raccogliendo ancora acqua dai campi che entra nel sottopasso, sicché... Terreno imbevuto. Sì, che non è stata assorbita, che ha funzionato come una vasca una vasca di quelle che ricevono acqua, una vasca di laminazione, non mi veniva la parola. Grazie davvero De Favari, ovviamente è un pomeriggio di mobilitazione perché continuano gli interventi qui nella Castellana. Tutto per il momento, Edi, con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie Cristiana, poi nei telegiornali della sera daremo maggior contezza ancora di più di quanto è accaduto e sta accadendo lungo la Castellana. E in chiusura io vi ricordo dopo di noi il documentario Borgo d'Italia, Battaglia Terme e anche Zanussi sui binari del centenario, a seguire il film Leviti. Siamo arrivati al termine di questa prima edizione, grazie dell'attenzione, per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata, arrivederci.